Buonasera, buonasera, bentrovati in Salus, il medico risponde, la trasmissione creata da Telechiara e dalla Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier per colmare tanti dubbi che possiamo avere in relazione alla nostra salute. Sapete che di solito si tratta di un ponte aperto con le vostre case attraverso una linea telefonica che questa sera purtroppo ci dà qualche problema, quindi non riusciremo ad avere le vostre voci direttamente in studio, cercheremo di essere comunque completi ed esaustivi nella trattazione del tema che abbiamo in programma questa sera. Avete comunque un indirizzo di posta elettronica a disposizione che è salus@telechiara.it, attraverso il quale potete comunque mettervi in contatto con noi. Il tema di questa sera è un tema che riguarda gli occhi, in particolare gli occhi di una certa età, devo dire, perché si tratta della cataratta. Ne parliamo con il dottor Fabrizio Cossu. Dottore, benvenuto. Buonasera. Responsabile del servizio di oculistica della Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier. Dottore, prima di cominciare la nostra conversazione le farei vedere le interviste che ha raccolto Luisa Bertini tra la gente e vediamo di scoprire che cosa la gente sa di cataratta. Benissimo. Vediamo. La cataratta è una malattia della cornea. È la caduta della... no, aspetta, la caduta della retina? No, del cristallino. Qualcosa che ha a che fare con gli occhi, è un problema... Cioè? non lo so. Un problema dell'occhio? Qualcosa che si vela, una velatura dell'occhio, non lo so, non ho idea, cristallino. Sì, è una malformazione, cosa ti viene, soprattutto a una certa età, ce li abbiamo. Viene in seguito a che cosa? La vecchiaia. Sa quali possono essere le cause? Non ne ho la più pallida idea. Indurimento del cristallino e quindi opacizzazione, non so bene l'origine proprio. Sì, sento che vanno in ospedale, in oculistica, e con un intervento molto veloce che in giornata so che vengono a casa e risolvono il problema. Credo che ci sia una possibilità di operare. Ecco dottore, allora tante voci, alcune più pertinenti a quella che è la materia, altre invece un po' confuse, quindi il compito nostro questa sera è di fare in primo luogo chiarezza e dare magari anche consigli utili per quanto riguarda la... non so se si possa fare prevenzione per la cataratta, lo vediamo tra poco dottore. Intanto partiamo dall'ABC, proprio dal termine cataratta. Che cos'è questa cataratta? Come traduciamo abbiamo questa parola? sentito diverse possibilità di interpretazione. La cataratta è l'opacizzazione del cristallino. Il cristallino è una lente che si trova all'interno dell'occhio che permette la messa a fuoco sulla retina di immagini nitide. Quando questa lente comincia ad opacizzarsi, si parla di cataratta. Quindi la cataratta è proprio l'opacizzazione di questa lente. La degenerazione dell'opacizzazione può portare alla cecità anche, l'estrema conseguenza è questa? Ah sì, come ultima ratio c'è la cecità, cioè la cataratta lasciata a sé, lasciata andare o non trattata può portare sicuramente a una cecità. Sappiamo che nel mondo esiste una quantità di ciechi impressionante perché si parla di 17 milioni circa di ciechi al mondo per cataratta, che sono la metà dei ciechi totali. E anche in Italia siamo sui 25% secondo i dati dell'Unione Italiana Ciechi, cioè il 25% dei ciechi italiani lo è perché a causa della cataratta. Però c'è da dire anche che è comunque una patologia per la quale la chirurgia dà dei risultati notevoli, al punto che parliamo anche in questo caso di numeri Parliamo di numeri enormi. In Italia si eseguono qualcosa come intorno alle 500.000 cataratte all'anno. Solo nel Veneto si superano i 40-42.000 interventi all'anno. Lei quante ne fa al mese? Beh, vabbè, quello noi ne facciamo molti. Mi interessa il numero perché è legato anche alla durata dell'intervento. Sì, è legato alla durata dell'intervento. Parliamo della durata dell'intervento. No, allora, perché se se ne fanno tante uno riesce a farne tante, però è anche legato al fatto
di un'organizzazione che Indubbiamente, permette su di questo non poter c'è fare dubbio. un certo Se i tipo di tempi numeri. anche sono Esatto. brevi, e lo diremo tra poco, è perché si è arrivati ad un'eccellenza anche nel trattamento Certamente. chirurgico che consente questo tipo Che di consente, vantaggio certamente. per il paziente soprattutto, Sicuramente, perché il sicuramente. vantaggio è per È lui, facciamo tutto per questo, certo, non per manualità o per così diletto chirurgico. Insomma. Dottore, io parlavo di occhi anziani, Sì. quindi l'anzianità è il principale sì, l'anzianità fattore. è il principale fattore che può portare alla cataratta, anche con percentuali elevate. Si parla di un 60% delle persone sessantenni che cominciano ad avere opacità del cristallino. Questa percentuale sale a dismisura fino oltre l'80% nel settantenne. Per cui diciamo, allora, tutti i settantenni vanno operati, adesso non è proprio certo, così, certo. perché anche la cataratta stessa all'interno, diciamo, di una classificazione ha una evoluzione e quindi chiaramente anche questo porta più o meno rapidamente all'intervento chirurgico. Ecco, il fatto che l'oculista Però, ci dica siamo in presenza di una cataratta non significa che domani significa dobbiamo che la andarci ad mattina dopo siamo in operare. sala operatoria, certo. Però sicuramente è una cosa a cui uno comincia a pensarci, Indubbiamente. perché dopo una visita, perché diagnosticare una cataratta passa attraverso una visita oculistica, una visita specialistica, con delle attrezzature che solo un oculista può mettere bene a fuoco per la diagnosi corretta di una cataratta, e a quel punto si parla di intervento chirurgico programmabile nei tempi e nei modi che possono star bene anche al paziente. Indubbiamente. Non tutti hanno poi questa gran voglia di finire il giorno dopo o la settimana successiva. Io credo che dipenda molto operatoria. anche dalla vita che fa una persona. Una logico. persona può trovarsi nell'urgenza perché a 60 anni una persona può essere ancora in piena attività lavorativa. Questa è una cosa molto giusta, perché l'età e l'attività lavorativa influisce moltissimo. I primi abbassamenti visivi in persone che hanno dei lavori delicati, dei lavori autisti, dei lavori in cui la vista ha molta importanza, lavori, anche se la vista ha sempre molta importanza, ma nel lavoro così come ferrovieri, piloti in genere, avvisano i primi segni di cataratta quando ancora per una persona normale un visus, cioè la vista, è molto alta. Una signora novantenne che vive all'interno di una stanza, di 2 stanze, 3 stanze nel suo ambiente, che quindi ha tutte le sue misure, le sue cose, non avrà questa necessità immediata, anche se la sua vista sicuramente migliorerà anche a 90 anni, ma di chi invece di chi ha un'urgenza diversa legata a fattori lavorativi. Quindi certamente. ancora una volta si conferma come anche nel caso della cataratta la decisione dell'intervento è veramente su misura, cioè c'è una valutazione fatta insieme al paziente di quelle che sono le per necessità. ottenere il risultato migliore per il paziente. Certo, indubbiamente. E abbiamo parlato di occhi anziani, abbiamo detto che dopo i 60 anni la percentuale è alta, dopo i 70 ancora più alta. Ci sono però dei fattori predisponenti, perché c'è comunque una percentuale. Sì, c'è una percentuale che chiaramente non è così, salva. che si salva. Sì, per forza, dobbiamo salvare qualcuno. Sì, ci sono altri fattori predisponenti, sicuramente delle malattie in cui entrerei subito nel discorso del diabete, che è una delle patologie che più frequentemente possono portare a cataratta. L'uso per esempio negli anni di farmaci cortisonici per motivi più disparati o anche locali, per infiammazioni pregresse locali per cui si è avuto l'uso di cortisone, anche questo è un fattore predisponente alla cataratta. Altre situazioni sono delle radiazioni. Le radiazioni sia quelle terapeutiche, quindi radioterapia per casi neoplastici chiaramente, che possono predisporre anch'esse all'insorgenza di cataratta, ma anche le semplici radiazioni luminose
quelle del più bel sole. Quindi per esempio un pescatore, una persona che passa la vita in barca... una persona che è molto esposta al sole, in fascia di luci, o magari nelle zone mediterranee dove c'è più luce, ha più probabilità di un finlandese di trovarsi di fronte a una cataratta più precocemente. Quindi nei paesi mediterranei è una patologia che si riscontra in misura maggiore rispetto ai paesi nordici, per esempio, quindi anche l'elemento ambientale ha il suo peso. Gli stili di vita possono incidere? Sì, lo stile di vita sì, il fumo sì, anche il fumo influisce anche in questo. Il fumo anche quindi in questo. È un motivo in più per non fumare. È un'altra cosa per cui i fumatori possono star tranquilli. Può far venire anche cataratta, sì. L'alcol, sì, l'alcol decisamente sì, l'uso di certi farmaci sicuramente sì. Quindi abbiamo detto un po' tutto quello che sì. può predisporre un occhio, in particolare un occhio anziano, però ci sono anche occhi giovani che si possono ammalare. Gli occhi giovani, ci sono anche occhi giovanissimi, appena nati, la cataratta è anche congenita. Esistono forme di cataratta congenita. A quel punto è un problema connatale, genetico, per cui chiaramente l'unico fattore è la genetica che non ti ha aiutato in quel caso, e la cataratta si sviluppa immediatamente, bambini che vanno incontro a operazione anche a 6 mesi, 8 mesi. Quindi proprio precocissimi. Precocissima, oltre a quella appunto genetica. Poi ci sono anche molti giovani che per esempio possono avere una cataratta legata a un trauma. È più facile che un giovane rispetto a un anziano abbia un trauma per fatti lavorativi, per fatti sportivi, sicuramente. Beh, ce ne sono stati di esempi di pugili che hanno avuto problemi legati a distacchi di retina, anche ad altri problemi, ma possono anche andare incontro a cataratta. Quindi anche i traumi possono in qualche diretti, modo... traumi di compressione, traumi indiretti, incidenti stradali, che possono comunque, incidenti stradali con colpi o commozioni o colpi frontali o colpi comunque cerebrali che possono avere ripercussioni, sì, anche da contraccolpo, proprio, anche se non è diretto, anche da contraccolpo. Certo. Lei parlava di una diagnosi molto precisa che viene fatta dall'oculista nel corso di una visita oculistica, evidentemente con degli strumenti particolari o comunque con degli esami mirati. Certo. Una volta che si è diagnosticata la cataratta, abbiamo visto che non c'è immediatamente, o perlomeno non c'è sempre immediatamente l'urgenza dell'intervento. L'intervento chirurgico è l'unica terapia risolutiva o c'è anche qualcosa in alternativa? L'unica terapia per la cataratta è chirurgica. Non c'è una terapia medica fatta di gocce di colliri o di compresse o di qualsiasi altro presidio farmacologico che possa curare la cataratta. Quindi bisogna andare in sala operatoria. Bisogna andare in sala operatoria. Però parlavamo all'inizio di questa trasmissione che in realtà è un passaggio veloce in sala operatoria, grazie appunto all'affinarsi delle tecniche. Oggi le cose sono cambiate molto rispetto, anzi negli ultimi 10 anni lo sviluppo della chirurgia cataratta ha fatto dei passi enormi. Non solo veloce come passaggio, ma anche indolore. Assolutamente, questa è la cosa più bella. La cosa a cui dobbiamo proprio tener conto e dire spassionatamente al nostro paziente che il dolore è assolutamente bandito, sopportabilissimo, perché sennò diciamo che non esiste, ecco, magari è sopportabilissimo, nel senso che sì, ecco, il pizzichino, il leggero toccare o il lavare spesso, ma a qualcuno già dà fastidio mettersi delle gocce, per cui durante l'intervento già però è più il lavaggio fastidio, è più un fastidio, può essere più sì, legato proprio a un fatto di sopportazione personale, ma non un dolore reale, perché quando un dolore si parla fisico, di chirurgia uno va a pensare mi tagliano l'occhio, farà malissimo. C'è un taglio, e il taglio però, a parte che poi il taglio ne parleremo se lei lo riterrà opportuno in maniera più tecnica dopo, ma comunque è un taglio che viene assolutamente non sentito. Non sentito perché l'anestesia è topica. Allora dottore, ci faccia entrare in sala operatoria. In sala operatoria si fa un'anestesia locale per la cataratta. Quindi solo sull'occhio? Locale ancora di più, topica. Topica vuol dire proprio nella zona da operare, con delle gocce che vengono messe prima dell'intervento,
chiaramente, e vengono anche continuate durante l'intervento con certi liquidi di lavaggio, o ci sono dei momenti della chirurgia che richiedono l'uso di lavaggi o l'uso di liquidi all'interno del quale viene messo ancora anestetico, per cui questo quindi c'è una copertura garantita. La copertura dell'anestesia è prima, durante e dopo, quindi il paziente non ha dolore. Molte volte il paziente arriva con una certa apprensione nel sentire, oddio che dolore sentirò, oddio che male sentirò, poi lì per lì spessissimo succede come già che finito. Non ha sentito nulla. Quanto dura mediamente un intervento? L'intervento ha una durata media, perché poi il media, certo. ecco, in questi casi intorno ai 10-12 minuti, che possono scendere anche a 8-7, se il tipo di cristallino, se il tipo di paziente c'è il paziente immobile, bravissimo, c'è il paziente che invece collabora un po' meno, e allora quello è chiaro, ma i tempi sono questi. Insomma. Quindi anche l'abbandono della struttura ospedaliera è estremamente veloce. L'abbandono è nel giro di qualche tempo dopo l'intervento. Quindi in giornata si torna a casa? Assolutamente, si fa in giornata, non richiede il ricovero ospedaliero, è un intervento ormai ambulatoriale. C'è un intervento che... Ecco perché sono così tanti, se ne possono fare così tanti, se ne può fare un giro, diciamo, di pazienti ben organizzato, in strutture rapide. È chiaro che tutto questo comporta un'organizzazione notevole. Assolutamente. Perché la cataratta rimane sempre un intervento chirurgico primario, cioè un grosso intervento chirurgico da un punto di vista classificativo. Certo. E quindi... comporta un'organizzazione importantissima di accettazione, di cura, di dimissione. Beh, indubbiamente deve essere una macchina. In tutto questo anche la preparazione, perché prima dell'intervento vengono messe delle gocce che oltre di anestetico sono anche gocce che servono a dilatare la pupilla. Quindi una macchina che deve funzionare perfettamente. È una macchina che deve funzionare, e fare un cambio di paziente ogni 10-12 minuti, e lei può capire che... È quasi come una gara di Formula 1, insomma. Cioè, deve essere proprio tutto perfettamente tutto deve essere inserito, certamente. Calibrato, misurato, tra l'altro un lavoro di microchirurgia, ma che va fatta in una macrostruttura. Indubbiamente. Ecco, non si può fare. Allora, continuiamo con la microchirurgia, esattamente come funziona. Lei parlava di taglio, quindi c'è un'incisione. Da qualche parte bisogna entrare per arrivare a questo cristallino che sta dietro la cornea. E allora ci si arriva con dei tagli che oggi sono intorno ai 2 mm. In alcuni casi anche 1,8, ci sono dei ci sono dei bisturini, dei taglienti precalibrati adatti a questo. Comunque sono intorno ai 2 mm, attraverso il quale taglio si riesce ad asportare, frantumandolo prima, il cristallino. Si frantuma con una sonda ad ultrasuoni che emette appunto queste vibrazioni ultrasoniche che frantumano il cristallino e viene riassorbito tutti i suoi frammenti. Alla fine di tutto, quando la pulizia del cristallino, di questo guscio in pratica del cristallino, perché il cristallino è fatto come un uovo, diciamo, c'è una capsula anteriore, un nucleo e una capsula posteriore che va lasciata. Quindi viene aperta la capsula anteriore, viene tolto tutto l'interno, pulito tutto il cristallino, e sulla capsula posteriore che rimane in sede, pulita e trasparente, va messa, posizionata la lentina intraoculare. Che deve passare attraverso quel buchino da 1,8 e 2. Ma questo vuol dire che la lente è di 2 mm, no? No, la lente è pieghevole e viene messa sempre attraverso questo piccolo pertugio, poi si apre e arriva a 12-12,5 mm, cioè una cosa di 12 mm e mezzo che passa attraverso un foro da 2, quindi si apre e viene poi posizionata con degli strumenti viene solo posizionato o viene anche legata, perché la lente non viene assolutamente suturata, non viene chiusa, niente. La lente ha delle haptic, cioè delle ansette, diciamo così, che aprendosi vanno a distendere il sacco su cui si appoggia e lì resta fermo, e lì resta fisso. E l'incisione? L'incisione viene chiusa solamente con acqua, si chiama idrosutura, cioè in pratica non si mettono punti.
Nulla. Nulla, non si mettono punti, ma facendo l'idrosutura non è nient'altro che, noi può immaginare un lembo di ferita, perché la ferita per il cristallino non è verticale, ma è una ferita fatta a lembo, per cui, come a becco di flauto si chiama, lo stessa pressione dell'occhio tende a chiudere la ferita autonomamente. Quindi basta, E basta l'acqua fa da collante, l'acqua fa tutto da collante, sostanza. sì, proprio si edemizza un pochino il bordo del tessuto che viene a collabire, cioè viene ad attaccarsi bene. Cioè, per voi sarà anche routine, per noi è quasi fantascienza. Sì, sto parlando forse di cose, no, è però un ecco, mondo affascinante. sono situazioni che permettono una rapida riabilitazione, sì, infatti, oltretutto, infatti. non c'è sutura, Infatti, è la non cosa... c'è un astigmatismo conseguente all'intervento, al taglio. Se c'è un astigmatismo precedente all'intervento, quello rimane. Ecco, rimane, ma si può correggere anche quello. Pure quello. Sì, pure quello. Però non sia si con provoca i tagli con che con delle l'intervento. lentine particolari, ma qui apriamo apriamo tutto un altro mondo. universo. Esatto, però non c'è un astigmatismo. L'astigmatismo significa una modificazione della curvatura corneale legata al taglio, certo. cioè legata alla chirurgia. Certo. Una volta che si è tornati a casa, ovviamente bisognerà avere anche delle accortezze, delle precauzioni, perché Sì. è vero che l'intervento non provoca dolore, è vero che è veloce, ma questo potrebbe indurre in tentazione qualcuno che dice non ho sentito nulla, È come sono se non come avessi prima. fatto niente. E invece non in è realtà così. no, in realtà è un intervento importante, come le dicevo prima, un grosso intervento per quanto riguarda la tecnica e per quanto riguarda il dopo intervento, quindi bisogna stare attenti ad alcune cose, non è che bisogna per questo vivere sotto una scatola di vetro, vetro. ecco, no. Però chiaramente il buon senso in questo deve aiutare. Io esco da una sala operatoria, non posso pensare che domani mattina mi metto in macchina e guido 500 km, perché non funziona così. Oppure l'anziano che dice vabbè, da domattina ricomincio a fare tutto quello che facevo prima, magari anche persone che lavorano nell'agricoltura o nell'allevamento, che il giorno dopo ricominciano a fare tutto. No, perché l'occhio chiaramente, come tutto, ma l'occhio in particolare, è soggetto a infezioni importanti, per cui è importante attenersi innanzitutto alle prescrizioni che il medico fa. Quindi se bisogna mettere il collirio va messo, a tutte quelle le volte ore, che dice durante il medico. la giornata con quella cadenza va messo il collirio. Di notte è consigliabile, soprattutto nelle prime settimane, nella prima settimana, 10 giorni, usare anche una protezione, che è una conchiglia che noi diamo a tutti, per esempio alla dimissione, che viene fermata con un cerottino di notte in modo tale da evitare quando uno dorme di dare o di ricevere magari un colpo inaspettato. Ecco. Certo. E quindi questa è una protezione sicura. Chi fa sport, per esempio? Chi fa sport può riprendere lo Sto sport. pensando al nuoto, che magari può essere più... Non il giorno dopo, passano i 4-5. Io di solito, noi facciamo dei controlli anche cadenzati dopo l'intervento, chiaramente, quindi aspetterei i primi 5-6 giorni prima di cominciare a rimettere occhialini e tornare in piscina. Una settimana comunque, sì, ma si parla caso. di questo. Non parliamo di 2 giorni dopo ci si può fare la barba da soli. La doccia, lo shampoo. Doccia e shampoo ci vuole un po' di più. 2 o 3 giorni anche lì e anche altre attività di qualsiasi tipo. Non ci sono preclusioni, però anche quelle chiaramente con un po' di attenzione, evitare che troppa acqua saponata entri nell'occhio, questo sì. L'intervento chirurgico è risolutivo a questo punto, perché mettendo una lente... Sì, l'intervento chirurgico è risolutivo, è la cosa che dà l'unica possibilità di tornare ad avere una vista soddisfacente. La lente non richiede sostituzioni o cose di questo genere? Le lenti moderne oggi hanno delle capacità di durata nettamente superiori al paziente. Alla durata nostra, sì. Per cui non danno più problemi ci sono stati negli anni dei problemi, oggi sono state assolutamente superate con tecnologie molto Sa perché più le ho fatto questa domanda? Sì. Perché volevo chiederle che cos'è la cataratta secondaria, perché se c'è questa espressione cataratta secondaria viene da pensare che si riferisce alla Allora, come le cataratta. spiegavo prima, quando si inserisce una lentina intraoculare all'interno dell'occhio, viene appoggiata nella capsula posteriore del cristallino. Questa capsula posteriore, per motivi X, ma
che riguarda un 10-15% a distanza di 2 anni, non di più, prima era molto di più, si può verificare che questa capsula posteriore tenda a opacizzarsi un pochino o a fare delle plissé, tipo una gonna plissé, sì, delle pieghe, tali che possano determinare un abbassamento visivo. Allora si parla di opacizzazione della capsula posteriore o cataratta e quindi cataratta secondaria. E in quel caso è immediatamente risolvibile il problema con un laser particolare, uno YAG laser si chiama, che sfrutta un'onda d'urto tale che riesce a fare un piccolo forellino solo sulla capsula e quindi riapre praticamente la possibilità di vedere oltre l'opacizzazione. Allora, dottore, io adesso le faccio riposare un po' la voce per qualche minuto, perché dopo la pubblicità ci ritroviamo ancora qui, ma con lo spazio associazione, e dopo ancora ritroveremo invece il dottor Cosso. Quindi per qualche minuto la faccio stare in silenzio. D'accordo. Eccoci come sempre nello spazio dedicato alle associazioni. Quello di oggi è uno spazio per un'associazione molto particolare, è l'Associazione Pulcino Onlus di Padova, che è rappresentata dalla sua presidente Elisabetta Ruzzone. Elisabetta, benvenuta. Associazione Pulcino già ci dà l'idea di qualcosa di tenero, di piccolo. Effettivamente questa associazione riunisce le famiglie dei bambini che sono nati pretermine oppure che hanno gravi patologie alla nascita e sono ricoverati in una delle unità di terapia intensiva neonatale che si trovano in Veneto. Quindi sono bambini ad alto rischio, bambini che hanno grandi necessità all'interno dell'ospedale, ma figli anche di genitori e parte di famiglie che si trovano ad affrontare un mondo all'improvviso che sembra ostile. Certo. Da quali esigenze? È questa che ho individuato io, la base da cui siete partiti, o ci sono anche altre esigenze? Ci sono moltissime esigenze ultimamente. L'associazione è nata nel 96, quindi 14 anni fa. E nel corso degli anni ha avuto varie evoluzioni naturalmente. È nata a Padova e l'inizio era semplicemente raccogliere fondi per acquistare strumentazioni particolari che poi sono stati donati al reparto di terapia intensiva neonatale di Padova. Poi diciamo che dal momento in cui le scienze della neonatologia si sono evolute in modo incredibile, esponenziale negli ultimi anni, le cose sono leggermente cambiate, quindi oggi, tra l'altro la neonatologia veneta, che è una delle eccellenze italiane e anche europee, devo dire, è in grado di salvare i bambini in 23 settimane, bambini che pesano 320-350 grammi. E sono bambini che però hanno degenze molto lunghe. Questa cosa ha cambiato anche un po' il corso dell'associazione, perché accompagnate più i genitori a questo punto che i bambini con i macchinari e con le attrezzature. Certo che sì, infatti. E i genitori che vivono questa esperienza di che cosa hanno bisogno in particolare? Allora, è molto difficile. Esistono degli aspetti psicologici che forse sono poco evidenziati. Dicevo prima che i tempi possono essere molto lunghi della degenza di questo bambino, quindi la madre si ritrova a non essere madre, a aver avuto un figlio senza che la pancia è cresciuta. In termini tecnici lo si chiama il lutto della nascita. Sì, anche perché non lo puoi abbracciare, prima che cominci la marsupioterapia ci vuole del tempo, quindi, quindi è molto frustrante. È una genitorialità, noi l'abbiamo chiamata genitorialità alterata, nel senso che non si è madre in quel momento. Non vivi le emozioni naturali. No, anzi si vive un grandissimo senso di colpa. Stress anche. E stress incredibile e un senso di impotenza, un enorme senso di impotenza che poi insomma bene o male si ripercuote anche in quello che può essere proprio il rapporto futuro della famiglia. Indubbiamente, ma anche la famiglia che sta vivendo questo di sé, perché magari ci sono comunque dei fratellini che non capiscono bene che cosa succede. Assolutamente trascurati, perché
si dà priorità. Comprensibilmente, ovvio, anche perché ci sono ovvio. queste dinamiche anche Certo. relazionali, umane, Certo. emozionali che Infatti si veramente basa tutto sulla scoppiano. parte emozionale. Quello che noi abbiamo cercato di fare come associazione è quello di costituire un rapporto più, diciamo, approfondito tra gli operatori delle neonatologie e il genitore, quindi coinvolgere il genitore Quindi anche, creare una complicità in qualche perfetto, modo. in modo da non estraniarlo in Sì. tutto ciò, ma di renderlo comunque partecipe. Lui è il genitore. Responsabile Sì, di quello che sta vedendo sì. e del bambino Anche che se comunque in realtà, sta... voglio dire, le più grosse crisi delle mamme le hanno dopo la dimissione. Le nostre mamme non hanno la crisi post-parto, hanno la crisi post-dimissione, indubbiamente. che poi può essere anche lunga. Elisabetta, quali sono i servizi Sì. che voi avete allora definito nel tempo per accompagnare queste famiglie? Certo, noi fin dall'inizio abbiamo sempre cercato di dare un aiuto e un sostegno all'interno dei reparti di patologia neonatale. Noi siamo presenti a Padova, Campo San Piero, Cittadella, Vicenza, Thiene e Treviso, quindi queste sono tutto il Veneto, esatto. Certo. E abbiamo sempre cercato di dare un sostegno per i genitori all'interno. Genitore Quindi che parla con il essere lì genitore. fisicamente e condividere È l'esperienza. molto importante condividere l'esperienza perché il genitore si trova a raffrontarsi con un futuro che in quel momento non si può neanche immagina. permettere di immaginare. Esatto, invece questa è una cosa molto importante. Dopodiché, da quando abbiamo una sede, gentilmente, diciamo dov'è? Esatto, è ad Albignasego, all'interno del centro commerciale Ipercity, è stata gentilmente, diciamo, data in comodato d'uso dal comune di Albignasego, e da lì abbiamo cominciato veramente a dare una struttura, la nostra associazione, e quindi consulenze, massaggi infantili per i pretermine, corsi di neuropsicomotricità, gruppi di genitori, gruppi di ascolto, tantissime cose che accompagnano. Col tempo cerchiamo di fare, certo. Perché siamo ancora abbastanza... Ecco, chi ci sta seguendo, sì, avete 14 anni per carità, però sì, penso però, che sia un certo. lavoro che veramente si costruisce giorno per giorno e noi possiamo aiutarvi in qualche modo. Chi ci sta seguendo da casa ha la possibilità di vedere un sito in sovrimpressione che è proprio quello dell'associazione, è www.associazionepulcino.it e c'è anche un numero di telefono che è quello della sede dell'associazione ad Albignasego che è 049 880 9816. Esatto. Quindi entrando nel sito, chiamandovi, noi possiamo capire anche come aiutarvi. Ma come facciamo? Allora, in un minuto? In un minuto, allora noi cerchiamo di metterci a disposizione dei genitori, abbiamo un call center, quindi qualsiasi genitore in qualsiasi momento può chiamarci, può chiederci qualsiasi tipo di informazione. Vogliamo aprire uno sportello di servizio per i genitori, per poi capire sul territorio come avere le risposte, i servizi. Esatto. Abbiamo miliardi di progetti in testa e abbiamo bisogno di finanziamenti fondamentalmente, quindi come dire, cerchiamo di far capire quelle che sono le nostre problematiche e tutti i finanziamenti che ci vengono. Noi adesso abbiamo anche già stilato un progetto, che è questo progetto Un nido per crescere. E da qui ognuno, a seconda anche delle proprie possibilità, può prendere un pezzettino di questo progetto e finanziare un tassellino del nido, un ramettino per costruire questo nido. Esatto. Allora io ringrazio Elisabetta Ruzzon per aver animato questi pochi minuti con tantissimi buoni propositi che tutti noi possiamo condividere. Vi ricordo di nuovo il sito www.associazionepulcino.it, il numero di telefono che è 049 880 9816. Possiamo anche noi aiutare l'Associazione Pulcino a costruire questo nido in cui crescere insieme a tanti bambini. Grazie. Grazie Elisabetta Ruzzon, noi ci rivediamo dopo la pubblicità di nuovo con il dottor Cossu, vi aspettiamo.
Come vi avevo detto, siamo tornati in studio in compagnia del dottor Fabrizio Cossu, responsabile del servizio di oculistica della Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier. Dottore, stavamo parlando di cataratta, noi abbiamo anche, devo dire, dato notevoli informazioni, una mole notevole di informazioni. Prima di continuare diamo delle altre informazioni ai nostri telespettatori attraverso il TG che ha realizzato Luisa Bertini. Vediamo. Buonasera e ben trovati con il nostro consueto appuntamento con l'informazione di TG Flash di Salus. Questa sera apriamo con una notizia che riguarda le leucemie. Un nuovo mix di farmaci chemioterapici consente di superare la resistenza delle cellule delle leucemie mieloidi acute e di rendere più efficace la terapia mirata. Il protocollo innovativo è stato studiato dalla Clinica Ematologica di Udine e presentato al Congresso Europeo di Ematologia a Barcellona. La società di ematologia giapponese ha già chiesto l'autorizzazione per diffondere lo studio nel proprio paese. Dalla sperimentazione durata oltre 10 anni è emerso che la combinazione di farmaci, la fludarabina, la citosina arabinoside e l'idarubicina è in grado di superare la resistenza intrinseca delle cellule leucemiche, che possono venire trattate con una terapia antileucemica mirata. Grazie a questa combinazione si ottiene già dopo un solo ciclo di cura un'alta percentuale di risposte complete, in oltre l'80% dei pazienti trattati, con la possibilità di trapianto di cellule. Restiamo in Friuli. L'ipotesi della Regione di collegare la quota di abbattimento delle rette delle case di riposo all'ISEE familiare non aiuterà in modo risolutivo le famiglie, neanche quelle a reddito più basso, nonostante gli 8,6 milioni aggiuntivi messi a disposizione con la finanziaria 2010. Lo sostengono le segreterie regionali dei sindacati pensionati, SPI-CGIL, FNP-CISL e WILP-WIL, in merito alla proposta presentata dall'assessore alla salute Vladimir Kosic davanti alla terza commissione. La proposta, ha detto Kosic, prevede l'aumento di €1 giornaliero del contributo regionale sull'abbattimento delle rette, destinato a tutti gli ospiti non autosufficienti. La quota salirà a €2,5 giornalieri per gli utenti con ISEE, compreso tra 15.000 e 25.000 euro, e a 3,5 per quelli con ISEE fino a 15.000 euro. Si tratta di un'ipotesi prudenziale, commentano le segreterie regionali, che secondo i nostri calcoli non impegna neanche tutte le risorse disponibili. A conti accertati quindi bisognerà distribuire l'avanzo ai legittimi destinatari. Più del 60% di coloro che lavorano in ambito sanitario sono donne. Il futuro della sanità sarà sempre più rosa, stando ai numeri delle neolaureate e delle specializzande in medicina, ma anche al personale infermieristico. Lo ha sottolineato il sottosegretario alla salute Francesca Martini, precisando però che solo il 35% delle donne ha un ruolo di dirigente e un ridottissimo 10% arriva a ricoprire incarichi apicali. Per Francesca Martini, che a Verona è intervenuta alla sessione Pari opportunità e donne in radiologia, il futuro è rosa. Nell'ambito del congresso della Società Italiana di Radiologia Medica bisogna quindi individuare nuove metodiche per poter valorizzare la presenza femminile nel campo dell'attività medica. Il sottosegretario ha annunciato anche la nascita di un congresso nazionale sulla femminilizzazione della sanità che si terrà a Roma nel mese di ottobre. Fare più attività fisica, perdere qualche chilo, non trascurare mai il controllo della glicemia neanche in vacanza. Sono alcuni dei consigli per i diabetici in vista dell'estate da parte degli esperti che si sono riuniti per il congresso della Società Italiana di Diabetologia a Padova. Sul fronte dell'alimentazione gli esperti in un decalogo consigliano ai pazienti un gelato o un dolce prima o durante uno sforzo fisico e di portare sempre con sé qualcosa di zuccherino in caso di escursioni o camminate. A tavola sono preferibili i pasti leggeri senza condimenti piccanti. Mangiare frutta ma poco zuccherina senza esagerare nelle dosi, troppo fruttosio può portare a picchi importanti di glicemia. Inoltre consultare sempre il medico prima di assumere integratori di sali minerali. Portare con sé una piccola riserva di carboidrati, le tipiche barrette energetiche, e esporsi con cautela al sole. Inoltre i diabetici dovrebbero comunque evitare di fare escursioni o di nuotare da soli per avere sempre un aiuto in caso di crisi imprevista. Precauzioni infine vanno prese riguardo anche alla conservazione delle medicine.
Torniamo in Friuli. L'assessore regionale alla salute Vladimir Kosic invita le associazioni di volontariato a reclutare e fidelizzare i giovani in maniera massiccia alla donazione del sangue. Lo ha detto all'Assemblea della Federazione Italiana Associazione Donatori di Sangue, la FIDAS, del Friuli Venezia Giulia, svoltasi a Udine. È necessario, ha commentato Kosic, che l'investimento prioritario delle associazioni di volontariato del sangue sia rivolto ai giovani per reclutarli e fidelizzarli in maniera massiccia alla donazione del sangue e anche per mantenere stili di vita coerenti con la salute e con la donazione di sangue sicuro. Le campagne di sensibilizzazione attuate finora hanno dato risultati positivi. Rispetto al 2009 si stanno riscontrando incrementi del 6% nella raccolta di sangue e del 14% di plasma. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, noi ci rivediamo giovedì prossimo. Grazie alla nostra Luisa Bertini. Riprendiamo la conversazione con il dottor Fabrizio Cossu. Stavamo parlando di cataratta, dottore. Abbiamo parlato di sole, che può essere un elemento che porta a questa degenerazione per chi lavora costantemente sotto la luce. Certo. Ma chi invece va al mare e magari è stato operato di recente, possiamo dare qualche consiglio sì, per affrontare? sicuramente, Oppure che deve affrontare l'operazione dopo l'estate? Sì, per quello non ci sono cose particolari. Chi deve fare l'operazione dopo l'estate o ha deciso di farlo dopo le vacanze, cosa che fanno in molti, piuttosto che pensare, prima, dice certo. durante l'estate cosa posso fare col mio occhio operato. Allora, per loro non ci sono problemi, nel senso che useranno le stesse precauzioni che hanno usato che fino abbiamo ad oggi. detto. E per quanto riguarda persone che sono state recentemente operate o devono essere operate in questi mesi che sono i più caldi, quindi quelli con maggiore irraggiamento solare, con le ore di luce maggiore durante tutto l'anno, possono tranquillamente andare al mare, possono prendere il loro sole con cautela, come sempre abbiamo detto prima, con buon senso, con una buona protezione, con degli occhiali scuri, con degli occhiali che abbiano una lente buona, seria. Ecco, una lente che quindi filtri bene la luce. Ce ne sono anche molte di lenti cosiddette polarizzate che determinano quindi uno spostamento dei raggi perpendicolari che danno ancora maggior conforto. Perché è chiaro che dopo l'intervento di cataratta, questo non ne abbiamo parlato forse prima, ma una variazione nella percezione dell'intensità luminosa c'è. È come se noi improvvisamente aprissimo una finestra che era chiusa, quindi certo, tirando su questa tapparella a un certo punto la luce entra, la retina ha chiaramente un maggior afflusso di luce diversa, perché non è più filtrata da nessun cristallino se non quello artificiale. La lente che abbiamo posizionato. Ecco, la lente che abbiamo posizionato, per cui chiaramente la luce entra. E ai primi tempi questa luce può dare anche quella lacrimazione, quella sensazione di occhio più umido, un po' più bagnato, legato appunto a un riflesso maggiore luminoso, quindi chiaramente una protezione maggiore. Un cappellino, un occhiale fatto bene, proteggersi magari sotto l'ombrellone nelle ore più calde, ma se no poi prendersi qualche ora di sole non c'è bisogno di rinunciare al mare, ecco, anche questa è una cosa. Come dicevamo prima, non 2 giorni dopo, ma 2 settimane dopo se ne va tranquillamente in vacanza senza problemi. Non si deve rinunciare insomma, al mare necessariamente, no. Basta andare con intelligenza. Le cose che fanno piacere non si dovrebbe rinunciare, insomma, però un po' di precauzione per evitare di fare un danno peggiore, insomma, perché poi ecco, molte volte l'anziano insieme alla cataratta ha dei problemi qualche volta legati alla retina, quindi quelle forme di degenerazione senili tipiche della retina chiaramente possono subire un maggior danno, ma più che danno, maggior influsso negativo da parte della luce,
una volta tolta la cataratta, Certo. perché chiaramente entra ancora più luce, quindi quel danno Non che c'è anche più protezione, tra c'è meno virgolette, protezione, in qualche per modo. cui è bene stare attenti, ma insomma, stando attenti si può fare tutto. Qualsiasi insomma, cosa, con, certamente. quindi, con Sicuramente. oculatezza, diciamo. Con oculatezza, ecco, stanno un po' all'occhio. Ecco. Sicuramente sì. Allora, dottore, a me dispiace dirglielo, ma purtroppo siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi anche alla fine di questa chiacchierata, devo dire rigorosamente scientifica, però piacevole anche nei toni, quindi spero che anche i nostri telespettatori, anche se non hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con noi per telefono, abbiano comunque goduto dei contenuti della nostra chiacchierata. Allora io ringrazio il dottor Fabrizio Cossu, responsabile del servizio di oculistica della Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier, per averci fatto compagnia. Vi ricordo tra l'altro che c'è la possibilità di seguire anche la versione radiofonica di Salus. In questa versione troverete ancora il dottor Cossu mercoledì prossimo alle 12:30 e alle 20:15 sulle frequenze di Blu Radio Veneto e alle 13:30 invece sulle frequenze di Radio Spazio 103. Noi invece ci rivediamo in TV giovedì prossimo.